different light, new day, same fight. Ciao bellezze, oh, guarda una roba. L'unboxing più veloce del mondo. Ma vieni un attimo in laboratorio che ti spiego una cosa che ti interesserà sicuramente. Sostanzialmente sta azienda Vemico, come tutti gli altri, mi hanno chiesto se gli faccio una recensione di un prodotto. Però vabbè, cosa vuoi recensire di una batteria più di dire va bene va male, ok? Quindi ho detto no, la genialata, ok? Nello specifico queste sono batterie per GoPro 9, ma quello che interessa a noi, interessa a te, interessa anche a me, quindi a noi, era giusto prima, è il fatto di capire: ma ste batterie tarocche, no? E sottomarche valgono la pena oppure no? Pertanto oggi ci abbiamo la batteria originale della GoPro 1720 mAh, la batteria della Telesin, che è una, diciamo, sottomarca che ormai è diventata una marca, 1750 mAh, e queste nuove Vemico che ora andremo a vedere, 1800 Ah. Pertanto, per fare le cose fatte bene, cosa facciamo? Ci attacchiamo il mio bellissimo caricabatterie che carica 3 batterie contemporaneamente, e via una, e via 2, e via 3. Le carichiamo completamente al 100%, 2 erano già cariche, però vabbè, lasciamole lì lo stesso. E andremo poi a avviare una registrazione continua con la GoPro e vedremo quanti minuti durerà con ogni batteria. Per fare il test della precisione più maniacale possibile lascerò le altre batterie sempre sotto carica, anche se sono piene. Iniziamo con la batteria GoPro originale. La stacco, la inserisco subito nella GoPro, tac, tac, e avvio immediatamente, tac, la registrazione, e 5K 25 fotogrammi al secondo. C'ho una considerazione. Allora, intanto sta ancora andando avanti la batteria della GoPro 9, siamo arrivati a 22 minuti e 57, ok, e c'è ancora la batteria quasi piena, no? E a me, utilizzandola molto sta GoPro, mi viene un po' la sensazione, sicuramente sbaglio, che consuma molto di più a fare accendi e spegni piuttosto che lasciarla sempre accesa, perché cioè, se siamo a 23 minuti e così, cioè a sto punto cosa mi dura? Un'ora e mezza? Ma non mi dura un'ora e mezza quando vado in giro, accendi, spegni e registra, eccetera, eccetera. Quindi, sì, forse veramente conviene andare in giro con la GoPro sempre che registra. Ok, la GoPro è definitivamente morta con la batteria originale. Passiamo alla Telesin, che concettualmente è un misto tra tarocco e originale. Tac, e avviamo subito. La lasciamo andare anche questa, vediamo che succede. Ok, morta completa anche quella della Telesin, e proviamo finalmente le nuove batterie che ci hanno inviato, ossia quelle della Vemico. Vediamo. Tac. Sono veramente curioso del risultato di questo video, anche perché ti dirò, tra una batteria GoPro originale e una batteria tarocca c'è più o meno il quintuplo di differenza di prezzo. Oh, è morta definitivamente anche questa. Pertanto ora scaricherò anche questi video e vedremo finalmente il vincitore. Ok ragazzi, sono usciti i risultati. Prima di darteli però mi sa che sarebbe corretto dirti che secondo me questo test non è proprio valido. Sai perché? Perché la batteria della GoPro era molto vecchia, quella della Telesin era vecchia e questa qua della Vemico era nuova. Cosa significa? Che sono venuti fuori dei risultati pazzeschi. Leggi qua. Allora, la GoPro, che ha 1720 mAh, ha registrato per 68 minuti e 73 secondi. La Telesin da 1750 mAh ha registrato per 100 minuti e 51 secondi, e quella nuova della Vemico da 1800 mAh ha registrato addirittura per 169 minuti e 24 secondi. Ovviamente io lo ricordo e lo ripeto che questa enorme differenza è dovuta soprattutto al fatto che non tutte le batterie hanno la stessa età, però vabbè, insomma, è interessante vedere come la batteria più economica di tutti, nuova, straccia decisamente qualsiasi batteria da skate vecchia. I più attenti diranno: ok, ma che senso ha allora questo video? Niente, ormai l'avevo fatto. Eccolo.